Torniamo invece ad affrontare l'attualità a Taranto. Vi abbiamo parlato della zona sotto l'Hotel Palace. Sì, degrado insomma nella zona dell'inizio del lungomare. Cosa non funziona nella pulizia giornaliera? Perché ci sono cataste e cataste di materiale di risulta, ma non soltanto, abbiamo visto anche libri, una doccia, insomma veramente di tutto. Lo chiediamo a Giampiero Mancarelli, presidente di Chima Ambiente, che questa mattina è il nostro ospite. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Salve, buongiorno a voi. Ma insomma io partirei dalla fine. Non è vero che non funzioni la pulizia, c'è un dato, la lotta è impari. Insomma, quelle immagini che voi avete sapientemente mostrato ci indicano un dato inconfutabile. Intanto, in primo luogo, noi abbiamo effettuato più pulizie in diverse circostanze per quanto riguarda quella zona. Quella zona viene presa in maniera continuativa da incivili e non solo. Parlerei di banditismo perché sicuramente non ci va lì da solo quel rifiuto piuttosto che quell'ingombrante. Voglio ricordare, utilizzando le vostre emittente, che abbiamo un numero verde 800 013 739 e proprio in via Ibalia che abbiamo mi risulta essere gratuito, Presidente, giusto? Sì, è gratuito e a domicilio, ma anche abbiamo K-Tarip, che è la app che ci consente, con una semplice, anche una segnalazione vostra da parte di chiunque, di poter accedere a un servizio che vede i nostri operatori andare insomma a prelevare l'ingombrante. Però Presidente, assodato che lì, in quella zona lì, lei è già consapevole insomma che c'è un continuo, purtroppo via vai, abbiamo capito da quello che ci sta dicendo, di incivili che buttano la qualunque. Non possiamo rafforzarlo lì questo servizio? Ma guardi, noi abbiamo, come possiamo immaginare, un numero non illimitato di risorse, non illimitato anche di operatori, e dobbiamo anche fare un ragionamento che riguarda un po' zone variegate della nostra realtà. Faccio due esempi su tutti. Paolo VI, dove addirittura alla mercé di bambini, di famiglie, ci sono delle zone che quotidianamente, quasi quotidianamente, sono oggetto di nostra pulizia, e continua imperterrita questa situazione. E dall'altro penso su Taranto 2, dove abbiamo barrierato con una serie, addirittura con 30 videotrappole. Però si immagini, in quelle zone è più semplice perché il quartiere è funzionale col barrieramento che abbiamo fatto con le videotrappole. Adesso si sono spostati nei pressi della autocarrozzeria Gallo, e quindi c'è un disastro anche lì. Purtroppo la lotta, ribadisco, è impari. Certo, ha ragione. Noi assolutamente miglioreremo ancora di più, ma guardi, io se distolgo 6, 7, 8 operatori lì quasi ogni giorno, io li distolgo dalle attività ordinarie che devono svolgere per pulire direttamente la città, e le cose diventano assolutamente complicate e difficili. Presidente, finisca, chiedo scusa. Sì, si tratta addirittura di materiale di risulta, che quindi non è assimilabile ai rifiuti urbani, e certo, quindi è assolutamente anche per questo non conferibile secondo le nostre il nostro contratto di servizio, perché il rifiuto non assimilabile all'urbano non è quello che noi trattiamo. Ma nonostante questo, come anche nelle zone adiacenti che erano lì Lido Taranto, insomma, noi in questi giorni abbiamo avviato proprio ieri il cantiere. Ci sarà un cantiere a gennaio anche per Lido Taranto, quindi c'è un'azione da parte dell'amministrazione di riqualificazione di tutta quella zona, che speriamo possa anche importare un barrieramento di videotrappole anche lì, e quindi evitare quel disastro che troviamo. Presidente, una risposta in 5 secondi, una data. Quando è previsto l'intervento sotto l'Hotel Palace adesso? Ma guardi, noi lo potremo fare nella prossima settimana, non prima, perché voi ci avete anche rappresentato, e vi ringrazio, la questione di Marpiccolo, ma se noi oggi andiamo a Marpiccolo, nonostante il videotrapole, abbiamo sempre gli stessi problemi. Ecco. Ha ragione Presidente, però noi ce lo segniamo comunque per settimana prossima, e poi, come si suol dire, facciamo tutto un conto tra Marpiccolo e l'Hotel Palace. Va bene. Grazie a Giampiero Mancarelli per essere stato con noi. Buona giornata, Presidente. Giornata.